perché la musica lo sai davvero. Lei, Luisa Corna, la signora del Festival Show 2013, lui Gatto Pancieri, voce inconfondibile nel panorama dei cantautori italiani. Un duetto da brivido che ha entusiasmato Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, seconda tappa dello spettacolo musicale itinerante e live. Una piazza stracolma di gente che faceva il coro e ballava. Vieni a vivere, il singolo tratto dall'ultimo album del chitarrista di Concorrezzo. La mia faccia non è molto diversa da questa che siamo qui stasera a Castelfranco, quindi la musica forse non fa passare il tempo? Speriamo. Anche ascoltarla fa bene, ragazzi, la musica italiana soprattutto. Cielo grigio su. Una serata al chiaro di luna con le note di un mega concerto che si espandevano nel cielo stellato. Premio alla carriera ai Dick Dick, quel sognando California che ha fatto volare con il pensiero intere generazioni di figli dei fiori. Ma è una cosa molto sempre emozionante, non abbiamo mai perso l'emozione di trovarci di fronte alla gente e c'è una cosa che ci piace molto. Difatti noi abbiamo diversi concerti quest'estate e siamo impazienti insieme alla nostra band di fare quello che abbiamo in mente di fare, che è quello di portare la nostra musica e altre cose importanti attraverso l'Italia. E a Castelfranco non poteva mancare la Rettore, quella Donatella che continua a scatenarsi sul palco al ritmo della sua dissacrante e ironica personalità. Il vento soffierà, siamo tracce senza segni, siamo barche senza remi, anni belli di tormento e suoni più lontani che il vento porterà. Come in cielo così in guerra, e a Castelfranco è stata un'ovazione per Cristiano De André che ha offerto al pubblico un delizioso concerto nel concerto, segno che la musica d'autore, quella che si interroga sulla vita, piace e molto. Ci sono delle belle voci, dei bravi ragazzi che cantano, però magari non lo scrivono, i testi si sono un po' dimenticati, si racconta poco di quello che ci circonda, delle cose che vorremmo cambiare oppure quello che ci piace, ecco. Direi che il nostro è un mezzo avvantaggiato perché abbiamo la fortuna di poter parlare alla gente e anche di dare la nostra impressione e i nostri consigli. Insomma. Arrivederci a Belluno in Piazza Martiri l'11 luglio.